stiamo dedicando buona parte di questa puntata ai riti della Settimana Santa. Siamo in diretta con Valentina Castellaneta, che è proprio alla processione della Dolorata. Vale? In mezzo all'orchestra dei Fiati di Santa Cecilia, in realtà, che con bello. il maestro Gregucci, che adesso è in pausa dopo. Avete appena finito di suonare cosa? Di Madre dei Dolori, una marcia funebre del maestro Simonetti. E adesso andiamo verso buongiorno al maestro Gregucci. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. E adesso invece che arriveremo davanti al Carmine, che cosa suonerà la banda? Noi suoneremo una mia marcia funebre che è Venerdì Santo. Ok. E poi proseguiremo, abbiamo tanto ancora. Com'è andata la notte? Benissimo, da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista climatico. È stata una notte abbastanza favorevole da questo punto di vista. Abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare. Vale, ci manca già un po'. Certo. Vale, quanti sono i componenti insomma, che sono lì insieme al maestro, e il repertorio da quante marce è composto? Mi chiedono cose specifiche veramente. Quanti sono i componenti? Ma credo siano 40. Sì, 40, sì, siamo 40 componenti. Sì. E quante marce eseguite durante tutta la processione? Guardi, non le conto, se no, con questo, ma noi stiamo qui, eseguiamo, sappiamo l'inizio, non sappiamo quindi neanche la fine a volte, no, delle processioni, siamo qui, dobbiamo suonare, di conseguenza no, non le conto. E nel repertorio quante ce ne sono? Il repertorio è fatto di più di 30 marce funebri, ma a volte non vengono eseguite tutte, o si ripetono alcune magari, ecco, per richieste, e a volte non si suonano alcune marce e si ripetono doppiamente, ecco, qualcuna, quindi non abbiamo un ordine preciso, però nel repertorio ne abbiamo più di 30 marce funebri che fanno parte della tradizione tarantina. Io so qual è la marcia preferita dal maestro, in realtà non è una marcia ma è un inno, ed è l'inno a Gesù morto, giusto? Sì, è la più antica marcia funebre tarantina che noi ricordiamo, e da lì è nato tutto dal punto di vista musicale. Vale, qual è la più richiesta invece dai fedeli o comunque da chi è appassionato delle marce? Io la so la risposta. Vai, rispondi tu allora al posto del maestro. Allora mi chiedono quale sia la marcia funebre più richiesta dai confratelli o diciamo dal popolo. Ma guardi, la richiesta quella più richiesta varia in base ai confratelli, pure non sono sempre gli stessi, quindi ci sono anni in cui c'è una marcia più richiesta, ci sono altri in cui ce n'è un'altra, non è sempre quello, diciamo la più popolare, se vogliamo metterla da questo punto di vista, è Mamma sicuramente, dal punto di vista però popolare, ma non di richiesta, perché le richieste cambiano di anno in anno in base proprio ai confratelli, ai portatori, in base a loro. Io mi stavo sbagliando, pensavo fosse Gravame la più amata. Anche fa parte del repertorio, quindi può essere che l'anno di Gravame, può essere l'anno di Mamma. Mamma è un po' per antonomasia la marcia funebre che identifica la nostra settimana santa tarantina un po' dappertutto, questo sì, ma non è che sia la più eseguita. Ci sono anni che sono state eseguite più marce e meno altre. C'è una grande resistenza fisica di questi musicisti che affronteranno anche, soprattutto il maestro, perché lui non si può sostituire, affronteranno anche la processione dei misteri. Sì, noi infatti siamo l'unico complesso bandistico che fa una e l'altra processione. C'è un'organizzazione non indifferente dietro, perché appunto cerchiamo di far intercambiare, vogliamo dire in questo modo, va bene, alcuni musicisti, non tutti, perché ci sono quelli invece che proprio stanno sia uno che l'altro, la fanno ininterrottamente sia uno che l'altro. Poi proprio per questioni proprio tecniche, perché c'è bisogno che lo strumentista pure dal punto di vista fresco, va bene, giusto per capirci, che deve comunque resistere e quindi rendere più di qualcun altro in base appunto allo strumento. Anche perché per i fiati servono i polmoni. Serve il labbro anche, oltre che... quindi, certo. Quindi ecco perché il tempo è stato clemente anche da questo punto di vista, perché quando c'è vento forte, abbiamo freddo, c'è il problema anche delle labbra che si possono screpolare e spaccare pure, di conseguenza poi non si riesce più a suonare, noi combattiamo con tante situazioni. Anche perché ci sono delle marce che sono molto difficili da eseguire. Particolarmente difficili, quindi non possiamo rischiare che ognuno... Noi facciamo, più che a volte le prove con la musica, facciamo proprio delle discussioni in cui parliamo
proprio della resistenza fisica e di ciò che dobbiamo fare, cioè avere il labello va bene in tasca durante questi giorni è cosa necessaria, perché non ci si può permettere proprio di screpolare le labbra. Ma vedi cosa abbiamo scoperto oggi? Che belli questi retroscena meravigliosi, non ci si pensa a tante cose, Vale. No, c'è una professionalità dietro, certo. che niente è lasciato al caso. Valentina, chiudiamo qui perché adesso abbiamo la musica e poi il giornale Grazie radio. Grazie, ringrazialo da parte dello studio e ovviamente ci risentiamo fra poco.